Oggi un incontro con Dario Scarpati qui presso il Liceo Classico Empedocle e una serie di incontri che continuano durante l'anno scolastico. Ecco, come mai questa iniziativa? Sì, oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare un archeologo che è di grande professionalità, di grande fama, ha lavorato tanto soprattutto per l'inclusione e quindi intendendo i musei come luogo dell'accessibilità. Noi siamo qui perché, come sapete, abbiamo inaugurato la curvatura archeologica e quindi vogliamo proprio dei protagonisti che sul campo possano dare ai nostri ragazzi gli strumenti anche per una valida ed effettiva scelta per quanto riguarda la prosecuzione degli studi in ambito universitario. Si parla tanto di orientamento e appunto grazie alle persone che sono appunto dirette responsabili, dirette protagonista su questi campi, noi cerchiamo di dare loro anche un contributo in tal senso. Poi l'archeologia, perché siamo immersi nella Valle dei Templi, un patrimonio di inestimabile bellezza, quindi tutto qua ci parla di archeologia, compresi nuovi ritrovamenti per quanto riguarda la presenza di un teatro greco qui ad Agrigento, quindi siamo veramente contenti e fieri e siamo certi che da questa iniziativa e da questo incontro avremo una grande ricaduta anche da un punto di vista proprio di crescita e di formazione sia umana che professionale dei nostri studenti. Certo che fare una lezione qui ad Agrigento da parte di un archeologo, ovviamente, insomma, nella parte dell'archeologia c'è tanto da dire, no? Sì, è tutta la Sicilia che è di una ricchezza straordinaria e è un luogo facile per noi in qualche modo perché è veramente ricca e molto molto interessante e con una grande potenzialità nell'avvenire. Gli scavi continuano, si continuano a trovare reperti di una certa importanza. Abbiamo lavoro per le prossime 500 generazioni, c'è davvero tanto da fare e più le persone, più i ragazzi vengono istruiti, hanno la possibilità di conoscere quello che è la propria storia, le proprie tradizioni, le proprie origini, più avranno la possibilità di conservarle e di sfruttarle al meglio anche in ambito lavorativo. C'è questa ricerca del teatro, lei come archeologo che idea si è fatta, questo teatro ad Agrigento? E io non scavo ad Agrigento, quindi conosco poco l'argomento, io lavoro soprattutto nella provincia di Palermo. Ho capito. Signora, sono tante le iniziative che state organizzando da qui a fine anno, diciamo, se magari ce ne anticipa qualcuna, so che c'è parecchia carne al fuoco. Sì, chiaramente questa è una giornata di studi, quindi un seminario di approfondimento perché vogliamo puntare sempre in alto e quindi dare contenuti, conoscenze e competenze ai nostri ragazzi, ma poi ci saranno altri momenti di altra natura, chiaramente relativi anche alle giornate di Open Day, la cui prima sarà appunto il 20 dicembre, quindi siamo in piena fase organizzativa anche per il nuovo anno scolastico e per l'orientamento in entrata. Pensiamo di essere una scuola che sul territorio può offrire tanto e quindi queste occasioni, come tante altre che si sono succedute e che verranno, sono qui a testimoniare proprio l'alta valenza formativa degli studi classici e musicali. So che c'è un concerto anche previsto, ho visto così un po'. È verissimo, il 22 dicembre è previsto il concerto di Natale al Teatro Pirandello, quindi è un evento a cui invitiamo tutta la cittadinanza con l'orchestra proprio del Liceo Empedocle e altri concerti minori saranno, minori non per importanza certo, ma per capienza appunto di spazi, saranno svolti nei singoli paesi che hanno fatto appunto richiesta di questo bel momento prenatalizio, quindi siamo veramente contenti del lavoro dei nostri ragazzi, sempre protagonisti, e dei docenti naturalmente che li seguono.